Siamo proprio sulle strade della Via dei Librai. La Via dei Librai, che è il corso Vittorio Emanuele, il Cassaro, cioè la strada più antica e centrale della città di Palermo. Il dorso, noi diciamo, del libro città, della città che si racconta. Lungo questo percorso siamo qui in questo momento al Museo Riso, siamo qui di fronte alla statua di Carlo V, insomma il cuore, il centro della città storica in qualche modo. Questo è il Cassaro, che è addobbato per il Natale naturalmente. Abbiamo cominciato il percorso che ci porterà in aprile alla Via dei Librai. Diciamo, lascio immaginare a voi quale può essere la luce e la festosità del Cassaro durante una manifestazione di grande partecipazione per le vacanze. La Via dei Librai è un festival ed è una fiera nella quale piccoli editori e soprattutto librai, oltre a una serie di istituzioni culturali e altri soggetti che producono e sono coinvolti nel mondo del libro e della lettura, quindi anche le scuole, presentano i loro prodotti, le loro narrazioni, i loro percorsi di formazione e quant'altro. Diciamo che via Corso Vittorio è sempre stata la via delle librerie a Palermo. Da ragazzo si veniva qua a cercare i libri usati per la scuola, poi c'è una tipografia. Molte librerie si sono trasformate in luoghi per turisti, per me questa è una via molto trafficata, sì. Però quest'anima antica è rimasta. Resta. Qualche libreria riuscivo anche a vedere. Assolutamente, ne incontreremo lungo il percorso. Proprio la presenza di librerie, anche storicamente, degli stampatori, degli editori, delle biblioteche, ne incontreremo Oggi una importante. ad esempio. Esatto, libri antichi. Proprio questo ha spinto l'Associazione dei commercianti del Cassaro Alto a inventarsi questo progetto di recupero dell'identità. Da quanti anni esiste questa manifestazione? La manifestazione è stata iniziata nel 2016, quindi il decennale nel 2025. Quindi diciamo un percorso di lungo periodo. Dicevo che proprio per reinterpretare l'identità del Cassaro, che è diventato, la gente lo comincia a conoscere formalmente come la Via dei Librai. Tra l'altro stiamo arrivando in un altro posto importante per i libri a Palermo, giusto? Sì, stiamo arrivando adesso abbiamo qui una delle librerie storiche, che è la libreria Zacco, dove fra l'altro diciamo, abbiamo una piccola raccolta delle locandine, delle immagini delle varie edizioni della Via dei Librai. Questa è una delle librerie che dicevamo. Esatto. Si vedono i libri antichi e anche non antichi. Sì, naturalmente diciamo, abbiamo i libri di più recente edizione, diciamo, la libreria anche in forza del percorso della Via dei Librai ha potuto allargare l'offerta anche a libri più recenti, non soltanto a quello che tradizionalmente ha offerto. E le vediamo le locandine? Sì, vediamo le locandine. Permesso? Eccolo qua il libraio. Salve, buongiorno. Allora, qui abbiamo, diciamo, come ho detto, una delle librerie storiche, diciamo, le scaffalature le potete osservare dalle immagini. E lì in alto... Dal 1961, mio papà ha aperto questa azienda e io... E lì in alto possiamo vedere la prima delle locandine e poi a seguire... queste sono tutte le locandine? Queste sono le edizioni. 2019-2020. 2021 anche, sì, esatto. La città comunità. E che dici, questa manifestazione come ha funzionato? C'è un rinnovato interesse? Sì, l'interesse devo dire che c'è stato sin da subito, perché ci siamo resi conto che almeno in quei 4 giorni, che all'inizio era 1 addirittura, c'è stata molta affluenza sempre, ogni anno, anche nei periodi del lockdown, quando le cose le facevamo in forma ridotta, è andato sempre bene. E siamo andati sempre in crescendo, siamo partiti da un giorno solo con una cosa molto organizzata così all'ultimo momento e ora abbiamo invece tutta una struttura legata appresso alla manifestazione. Ma gli utenti perché dovrebbero venire? Beh, il festival è sempre un festival, chiaramente ci sono sempre gli autori che attirano, tutti gli editori, ci sono molti editori che vengono anche dalla provincia di Palermo, anche dal Catanese, c'è qualche editore che viene pure addirittura da fuori regione e quindi chiaramente c'è la curiosità da parte di coloro che seguono anche questi editori, questi autori, di essere presenti, a parte il fatto che siamo sempre in un periodo che è a cavallo tra la Pasqua e il 25 aprile, quindi praticamente un periodo comunque di turismo in cui la gente desidera sempre passeggiare, ci sono tanti fattori che concorrono al successo della manifestazione. Allora Giulio, in che periodo è quest'anno, già si sa? Sì, già abbiamo le date dal 23 al 28 di aprile 2024. Salutiamo il nostro amico, c'è l'app, quindi possono collegare per... Allora, sull'app naturalmente hanno tutte le notizie, c'è
atterra sul sito e quindi ci sono tutte le notizie sulla manifestazione, sulle edizioni precedenti. Quindi poi durante la via dei librai ci saranno anche... Questo è un contorno. Ora io vorrei che vedessimo un attimo, qui abbiamo due esempi, naturalmente illustrazione, immagine, acquerelli particolari molto sulla bello, molto città, bello. come vedete, diciamo, iconografia tipica, racconti. Con Giorgio che è l'autore di queste... Editore possiamo dire, produttore editore di questa... di Vabbè, queste- oggi c'ho un po' di acquerelli piscivari, sono un pescivendolo in realtà. Raccontaci un po' la parte editoriale, perché stiamo parlando della Via dei Librai. Quindi, diciamo, E la allora, parte editoriale- illustratore, mi sembra di capire anche. il nostro progetto come Casa Wolf è quello di portare avanti sia delle narrazioni in cui ci sia una forte sicilianità dentro e poi una serie di libri illustrati. Questo è un mio Moby Dick, ho fatto la selezione di frasi all'origine di Melville e poi creato le illustrazioni. E sarà sul mare, tant'è che l'idea è proprio quella di dare immagine a una serie di romanzi dove c'è il mare protagonista, il vecchio e il mare, l'Orcinus Orca, e quindi E abbiamo tu sarai un po' presente questo anche alla via dei librai? Come? Sarai presente anche tu alla via dei Ma librai? certo! Io sono il primo a mandare il modulo. una condivisione in effetti, nel senso che la Via dei Librai è un processo partecipato di promozione del territorio a partire dal libro. Quindi spiegaci, tu qui ci saranno tutte queste bancarelle lungo la strada, si potrà accedere ai Abbiamo negozi. superato le 50 postazioni, ci abbiamo anche richiesta ulteriore ma non abbiamo lo spazio sufficiente purtroppo, quindi stiamo vedendo come possiamo trovare altre isole dove collocare. Che presenza stimate di pubblico, di frequentatori? La presenza del pubblico negli anni già ormai ha superato le 100.000 persone, tenuto conto che siamo nell'itinerario centrale del turismo monumentale della città, però ormai c'è un interesse specifico per venire per la Via dei Librai, per incontrare direttamente, eseguire il firmacopie, quindi avere il libro firmato direttamente dall'autore, ascoltare i dibattiti e partecipare ai dibattiti, e quindi c'è un interesse specifico. Lo ringraziamo. E soprattutto soprattutto è il libro che raggiunge la gente. È la montagna che va da Maometto, perché Maometto non ci va più alla montagna. E quindi bisogna sicuramente mettere il libro in mano alle persone e fargli capire che è un bellissimo oggetto, che oltre a decorare fantasticamente le librerie, si può leggere, apre mondi, Sì, raddoppia, infatti, triplica le vite. una fase storica in cui il libro sembra declinare, sostituito tutti questi dispositivi mobili. Da dove nasce anche l'urgenza da parte vostra di dare forma a un progetto del genere? E nasce, perlomeno per quello che mi riguarda, dal fatto di aver avuto per le mani anche tanti libri brutti, e non c'è peggio di un libro brutto per allontanare la persona dalla lettura. Quindi portare per strada il libro bello, presentarlo in modo accattivante, cioè serve per riavvicinare le persone al libro, perché il piacere della lettura è qualcosa che si prova, si può provare, ma non tutti i libri sono adatti. E purtroppo c'è anche tanti libri brutti. È questo che bisogna combattere, la brutta editoria, a cominciare da quella a pagamento, che è tutta pessima. Proprio questa è una delle caratteristiche della Via dei Librai, valorizzare la figura del libraio, che è un mediatore che ascolta quali sono le esigenze, le richieste, le voglie del lettore e lo indirizza, quindi diciamo in qualche modo media fra quella che è la produzione letteraria, che è ovviamente enorme, e quella che sono invece le esigenze del singolo lettore. Il libraio ha un ruolo centrale, ecco uno dei valori della Via dei Librai. Il Librorum è un raggruppamento, se posso dire semplicemente così, ma ce lo facciamo dire meglio da loro, di editori che propongono libri antichi, stampe, quindi diciamo edizioni di particolare pregio. Stiamo parlando della Via dei Librai e quindi diciamo, stiamo raccontando quello che è, quello che sarà, e questo piccolo esempio che stiamo realizzando per Natale. Sì, diciamo, noi abbiamo un'associazione, si chiama Amor Librorum, ed è un gruppo di professionisti e di non professionisti che si occupa di libri di pregio, libri da collezione, tutto quello che è il collezionismo cartaceo. Quanti siete? Voi siete a Palermo? Noi siamo a Palermo, abbiamo la sede qua proprio sul Cassaro e è facciamo un'associazione. manifestazioni una volta al mese almeno, queste sono cartoline cercando antiche di di offrire alla città questa opportunità culturale, che è anche quella del riscoprire la vecchia editoria, libri fuori catalogo, le cose belle di un tempo, anche diciamo, da un punto di vista storico uno può riscoprire anche la città vecchia per come era prima. Pure stampe antiche, vediamo. Sì, sì. Ah, questi sono... Gli stessi sono stati diciamo, in questi giorni esposti, perché sono dei cataloghi, sono stati esposti
alcuni di questi sono anche stati esposti all'Accademia di Belle Arti durante, c'è per ora una mostra, e gli stessi, diciamo, le stesse stampe si possono trovare anche all'Accademia di Belle Arti a Palermo. Insomma, diciamo, queste sono occasioni in cui, Grazie. Grazie in a cui voi. si, come dicevo prima, rinnova l'identità, nel senso che appunto l'identità della Via dei Librai interpreta l'identità del Adesso vediamo se è territorio. aperto, riusciamo a sbirciare in un altro... Purtroppo non è Purtroppo facile perché ci sono chiuso. giornate di apertura, sì. Però questo diciamo... Adesso possiamo metterci da questa parte. Un posto che è molto importante è la biblioteca regionale, ci sono moltissimi, intanto manoscritti importanti conservati eccetera, poi comunque è un patrimonio librario della Sicilia, si trova Assolutamente, qua. dico, Quindi l'interno è bellissimo, c'è un atrio fantastico, un posto bello. insomma. ovviamente c'è il busto di Dante, tra C'è- le altre cose, e c'è l'Officina del Restauro dei Libri Antichi, che è una delle più riconosciute a livello nazionale. Magari loro sono coinvolti, immagino pure in qualche modo. Assolutamente sì, naturalmente, diciamo, come detto, siccome la prospettiva è del Qui c'è territorio, un'altra libreria, sempre storica. Portinaio ha anche sede, che è quella che abbiamo appena visto, anche sede in altre zone della città, perché dico, la relazione con la città è costante. Ora incontriamo anche la libreria Vaccaro, poi più su abbiamo la libreria delle Paoline, delle edizioni San Paolo. Diciamo, quindi, Che diciamo, si affaccia su si apre su delle viste una più belle scena- di Palermo, infatti, quindi infatti. finiamo questa passeggiata fino a lì. Esatto. E intanto qua c'è la libreria Vaccaro, Esatto. che dicevi prima. Sì, che tra l'altro è la libraia più giovane del Cassaro, non so se sia qui o nell'altro negozio. È lei? No, non è lei, però vieni Roberto, vieni un attimo, sì, Un'altra libraia del Cassaro. che partecipa alla Via dei Librai. Buongiorno. Ci racconti tu dal tuo punto di vista qualcosa sulla Via dei Librai? Sulla Via dei Librai è un'esperienza bellissima. Da rifare sempre ogni anno, dobbiamo sempre continuare e aggiungere sempre qualcosa. Anche le persone sono entusiasti di questa iniziativa, speriamo che continui. Sia per noi librai, sia per gli editori, sia per la gente che viene, tutti. Quest'anno ci si fa, quindi un anno per volta. Speriamo bene. E adesso Adesso si apre lo scenario, uno dei teatri, diciamo, architettonici, storico-architettonici più importanti della città. Come dicevo prima, siamo nell'itinerario arabo-normanno, abbiamo delle eccellenze architettoniche di varie epoche. A sinistra possiamo vedere la libreria delle Paoline, che anche loro immagino che partecipano. partecipano certamente, sono fra i promotori perché sono associati all'associazione del Cassaro Alto. Ecco, diciamo che l'associazione Cassaro Alto è il promotore di questa È il iniziativa promotore, diciamo, con voi, con che è Palermo organizzata con significa. Significa Palermo, che supporta l'organizzazione, la progettazione. E tra poco, e adesso vi sveliamo uno dei posti più belli di Palermo, la cattedrale, Ecco, la infatti, cattedrale di Palermo. la cattedrale di Palermo, da una parte la cattedrale, dall'altra parte il Palazzo Arcivescovile, e qui un altro luogo importante, il Liceo Classico Vittorio Emanuele, un'altra componente fondamentale della Via dei Librai, visto che la lettura comincia sicuramente a casa ma anche a scuola. Tra sono le l'altro scuole. in questa sede tra una decina d'anni verrà installata una targa nella quale verrà ricordato che io mi sono diplomato al Vittorio Emanuele. Anche, è diciamo, un fregio che condividiamo, perché anche io ho studiato al Vittorio Però a te la Emanuele. targa non te la fa. Scherzo. Ovviamente. Questo è Corso Vittorio, guarda che spettacolo di Ecco. strada. Diciamo che per chiudere, diciamo che questa era la strada centrale della Palermo che fu, era Assolutamente. la strada più importante di Palermo. Ma dal Lo tempo è- dei Romani. Esattamente, anche perché siamo proprio dentro le mura. Esatto. Là in fondo, vedete, era porta una delle di Carlo porte V. e alla fine di questa strada in fondo c'è l'altra porta di Palermo. Quindi a chi è di Palermo si venga a godere questa manifestazione, ma soprattutto chi non è di Palermo, l'occasione del 23. Dal 23 al 28 di aprile del 2024. Programmatevi una vacanza, prenotate per tempo perché qua è sempre tutto pieno, Esatto. però ne vale veramente la pena. Lo scenario è, diciamo, oltre i tempi. Vedete anche lassù ormai la visita dei tetti. Qui ci sono gli appuntamenti centrali della Via dei Librai, il palco principale. sul Perché quale ovviamente ci vengono sono fatte le presentazioni. conferenze, Ci eccetera. sono presentazioni di libri, ci sono 3 isole che vengono utilizzate per le presentazioni. Quindi non è di libri. un approccio vintage a salvare una cosa che è morta, giusto, ma è l'intenzione di dare vita
a un processo nuovo, di uno strumento che è imprescindibile. Come forse avete sentito anche dai racconti di chi abbiamo incontrato lungo il percorso, è un carico di energia fortissimo, continuamente rinnovato, dai giovani, bambini, ci sono le attività per i bambini, eccetera, ai più anziani, che ci sono anche i book lovers che partecipano, ci propongono la presentazione dei libri e le letture in gruppo. Quindi diciamo l'attività è partecipata e partecipativa, di grande energia, e anche questo 2024 sarà una splendida edizione di grande partecipazione.